Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la rassegna stampa di Radio Libertà. Chi vi parla è Matteo De Sio. Siamo qui, guerrieri del sabato, proprio per cominciare questo weekend con tutte le prime pagine dei giornali, con tutti i temi più importanti, più caldi del weekend. E se volete chiamare non adesso ma tra un'ora, verso le 9:30, 0292947222, e su WhatsApp invece potete scriverci ovviamente anche in tempo reale al 340 670 9659. Grazie per la compagnia. Possiamo cominciare con la prima pagina di Avvenire, che ci parla ovviamente della tematica sempre importante dell'irruzione dei carri armati israeliani nel cuore di Gaza, ma anche del digiuno che ha indetto il Papa, perché secondo il Papa i cristiani sono chiamati a diventare artefici di riconciliazione, quindi cristiani che devono essere in prima linea proprio per garantire una pace in un conflitto così importante. Ogni tempo, anche quello in cui i bambini muoiono a Gaza per carestia indotta, è e deve essere un tempo per invocare e costruire la pace di Dio e l'unità dei cristiani. Lo stanno ripetendo a Stoccolma in questi giorni i rappresentanti delle chiese cristiane di tutto il mondo, riunite per la settimana ecumenica 2025, dal 18 al 24 agosto. Ieri, nel venerdì in cui la Chiesa Cattolica ha vissuto il giorno di preghiera e digiuno per la pace proposta da Leone XIV, lo stesso pontefice in un messaggio torna a ricordare che oggi più che mai i cristiani sono chiamati a diventare artefici di pace e di riconciliazione. Sfide che appaiono quanto mai difficili, ma forse per questo necessarie, viste le notizie che arrivano dai fronti più caldi. Mentre l'avanzata russa non si ferma e l'accordo tra Putin e Zelensky pare sempre più lontano, su Gaza ecco l'ultima denuncia delle Nazioni Unite. Nella striscia ormai carestia e si trovano a rischio 132.000 bambini. Fateci entrare per il bene dell'umanità, ha detto un portavoce dell'ONU. Poi prosegue l'articolo dalle pagine 2 e 5, importantissimo questo articolo anche per far vedere quanto il Papa in realtà stia proseguendo in tutte le tematiche che ha dichiarato proprio il giorno della sua elezione, ma anche altre notizie importantissime sono ovviamente quello che riguarda la supplica ucraina per la conversione di chi vive di guerra, ma anche il discorso di Mario Draghi al meeting a Rimini, che poi leggeremo in parte. Draghi, Trump, sveglia brutale, Europa marginale e spettatrice. Quindi un Mario Draghi molto, molto duro con l'Europa, e anche i giornali, vedrete anche quelli di Corriere Repubblica, che con le parole non ci sono andate per niente leggeri. Ma un'altra notizia importantissima, questa diciamo che riguarda tutto il mondo, anche perché si parla di web, per ricordarci che tutto quello che viene inserito su internet riguarda poi il mondo reale. Non è un mondo a parte, non è una dimensione a parte, ma è la nostra, ormai nel bene e nel male, la nostra quotidianità. La morte online in Francia, il gruppo dei mariti voyeur in Italia, le regole da sole non bastano più. Nel cuore della civiltà iperconnessa, dove ogni individuo ha potenzialmente il palcoscenico globale a ogni gesto, può diventare spettacolo, si sta consumando una crisi silenziosa e drammatica, la sistematica, crescente e ormai normalizzata violazione dei diritti della personalità in rete. Lo dimostrano 2 episodi più recenti: la morte in diretta web dello streamer francese e il gruppo di mariti voyeur in Italia, quindi una rete inquinata e disumanizzata. Le altre notizie in prima pagina per Avvenire: un video shock di violenze riapre il caso Al-Masri, a settembre gilet gialli preparano il ritorno su Parigi, il nuovo parroco come il beato Puglisi e Brancaccio tra gli ultimi.
e la vita è adesso un pensiero del giornalista Giorgio Paolucci, altri pensieri anche per quanto riguarda le poesie, ad esempio di Patrick McGuinness, I miei versi un'elegia per le città industriali, ovviamente poi anche il calcio, lo sport, che rimane una tematica sempre importante per gli italiani, ma anche due editoriali molto molto importanti e anche, possiamo dire, filosofici. Non abdicare al rancore di Marina Corradi, valori per un futuro diverso. Ogni giorno è come essere presi a schiaffi, il web al mattino. A Gaza parte il colossale insediamento israeliano che stabilisce che quella terra non sarà mai palestinese e se Hamas non libera gli ostaggi sarà l'inferno, promette Netanyahu. Sotto, foto di due bambine in un cratere di macerie nella striscia. L'inferno, più di così, oltre 50.000 morti, la fame addosso ai neonati e ai lattanti. A Mosca poi pare che la pace non interessi granché, né forse il Donbass basterà a saziarne gli appetiti. A Washington una mattina il presidente degli Stati Uniti detta dazi folli, l'indomani li smentisce, la sensazione di una bussola smarrita, di un mondo alla deriva in cui può accadere di tutto. Questo nuovo mondo ci pesa addosso, la terra stessa su cui costruiamo non sembra più così ferma. Cerchiamo di non parlarne, ma lo sappiamo. Proprio ieri il Papa aveva chiesto una giornata di digiuno per la pace. A dircene l'urgenza, la necessità di un'altra via, di un'altra logica. Da anni la violenza si è allargata in modo impensabile nel nostro mondo, in Europa con l'invasione dell'Ucraina, in Israele con la viscerale, premeditata ferocia del 7 ottobre e poi l'editoriale continua. Invece il secondo editoriale, Vulnerabili perché umani, nel suo messaggio per il meeting di Rimini, Papa Leone XIV afferma che l'autentico realismo nasce dall'ascolto di chi offre prospettive diverse da quelle dei centri decisionali. Citando Fratelli tutti, il Papa non invita semplicemente al dialogo, ma sostiene che la verità emerge dalle periferie, piuttosto che dai palazzi di potere. Questo importante richiamo rinvia ad un'opzione antropologica radicale. Da un lato, ciascuno di noi può essere un homo patiens, un essere umano che accetta la propria vulnerabilità, che si lascia attraversare dall'esperienza dell'altro, che riconosce il dolore e la fattibilità riconosce che il dolore, scusate, e fallibilità non sono incidenti da evitare, ma parte costitutiva del vivere. Questo è un altro, quindi, importante editoriale, possiamo dire, quindi filosofico, come dicevo prima, ma che potrebbe interessare assolutamente in molti di voi. E invece il Corriere, con cosa apre il Corriere, il giornale di via Solferino qui a Milano? Parte con ovviamente Draghi e l'illusione di un'Europa forte è già evaporata, solo spettatrice da Trump, sveglia brutale. Per anni l'Unione Europea ha creduto che la dimensione economica portasse con sé potere geopolitico. Quest'anno sarà ricordato come l'anno in cui questa illusione è evaporata e sulla crisi ucraina ha parlato di Europa marginale. Non fa sconti l'ex premier Mario Draghi, protagonista del meeting di Rimini. Il messaggio del presidente Sergio Mattarella. Abbiamo bisogno di costruttori di pace. Con poi anche articoli per quanto riguarda invece ovviamente la situazione sulla striscia di Gaza e l'accusa dell'ONU, la fame usata come arma. Dazi, il pasticcio dei pacchi, spedizioni sospese negli Stati Uniti, quindi parliamo anche di difficoltà per quanto riguarda i lavoratori federali. Milano, il costruttore, l'inchiesta sull'urbanistica, revocate gli arresti a Catella, così torno subito al lavoro. Un'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Il riesame rievoca gli arresti al costruttore Manfredi Catella. Tornerò subito al lavoro. E qui si parla anche dell'altra sede per il Leoncavallo, con addirittura pensieri a Casa Pound, giustamente il benaltrismo che piace tanto a certi personaggi, con però anche un pensiero proprio su Milano. La città ha il suo futuro, un modello da rivedere, ma non da buttare. Con la liberazione di Manfredi Catella da parte del collegio del Tribunale del riesame sono in totale 6 su 6 gli arresti annullati. In realtà c'è ancora un arresto
che va al più presto liberato e la giustizia può fare poco. È la città di Milano. Poi anche un retroscena su Bocelli, sul cantante Andrea Bocelli, che rischiava addirittura una pensione anticipata. Ovviamente gli artisti hanno dei pensieri anche per quanto riguarda la propria capacità di rimanere sulla cresta dell'onda, ma per fortuna la moglie Veronica ha dissuaso il cantante. E poi parla anche una donna, per quanto riguarda proprio la notizia letta in precedenza su Avvenire, con i gruppi online di mariti che condividono quindi foto intime di mogli. Io spiata sul web, umiliata e tradita. La donna: ho lasciato mio marito. Mio marito mi aveva esposta sulla piazza del web in quel gruppo di guardoni che facevano commenti ributtanti e lui rispondeva pure. E adesso l'ho lasciato. Parla una donna finita a sua insaputa sulla pagina Facebook di cui postavano e si scambiavano foto delle loro mogli. Ovviamente il gruppo su Facebook è uno, ma purtroppo è un'epidemia e ce ne sono tanti altri, non solo su Facebook, non è l'unico social. E qua invece Federico Rampini parla della Cina, parla di come la Cina riesca poi alla fine riuscire a destreggiarsi per quanto riguarda la politica internazionale e a gestire sia la guerra commerciale statunitense sia i problemi che potrebbe causare invece l'alleato, l'amico russo. Quindi una Cina che per ora riesce a sguazzare. Parla anche Cavo Dragone: invieremo all'Ucraina più aiuti militari. L'impegno è di dare forza a Kiev, per questo invieremo più aiuti militari, dice l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Spero in nuove sanzioni. Quindi la speranza di chi lavora, degli addetti ai lavori, è quella di continuare a tutta forza con una linea dura proprio nei confronti della Federazione Russa di Vladimir Putin. Mosca ferma il vertice di pace, ci sono nodi da sciogliere. Con rotte a Kiev, sì alle garanzie. I vigili del fuoco domano un incendio dopo un attacco russo in un palazzo proprio in Ucraina. Quindi parliamo di una situazione molto, molto difficile. Continua a essere in difficoltà l'Ucraina, e continua a essere anche in difficoltà l'Europa nel poter gestire gli aiuti per uno stato vicino, sì, ma lontano, nel senso che non fa parte dell'Unione Europea, è lontano anche per quanto riguarda le alleanze militari. Parliamo anche di difficoltà quindi per l'Europa nel poter adempiere a quello che si è da sola, perché nessuno ha obbligato l'Europa a questa tutta forza proprio nei confronti dell'Ucraina, ma l'Europa ha deciso di doverla aiutare a tutti i costi. Il giornale invece apre con: servi morirete, minaccia Tempo e Libero. Lettera anarchica ai giornali del gruppo Angelucci, la premier, attacco ignobile. Una lettera minatoria con la A cerchiata degli anarchici è stata indirizzata al direttore del Tempo Tommaso Cerno e al vice direttore di Libero Daniele Capezzone, all'editore Giampaolo Angelucci e al vice presidente del gruppo Andrea Pasini. La grave intimidazione ha coagulato per una volta l'intero arco parlamentare, una solidarietà senza se e senza ma, dalla premier Meloni al presidente ai presidenti delle Camere, da Renzi a Conte. Tutti i partiti hanno condannato il vile attacco alla libertà di espressione. E il direttore Cerno qui ci dice che i pezzi su Hamas e sinistra hanno colpito nel segno, proprio ai danni di questi facinorosi violenti. Con anche qui, anche sul giornale ovviamente, parla del pezzo del discorso importantissimo di Mario Draghi, con un Draghi che fa pezzi: la sua, tra virgolette, Europa è marginale, deve cambiare. I negoziati sull'Ucraina, Trump dà altre 2 settimane a Putin, lo zar: ripristineremo le relazioni tra
Stati Uniti e Russia. L'ascesa di Trump segna la luce alla fine del tunnel per i legami tra Russia e Stati Uniti, ha detto ieri il presidente russo Vladimir Putin. Dagli Stati Uniti intanto un nuovo ultimatum di Trump: darò a Mosca 2 settimane. Diciamo che la linea in realtà di Donald Trump in questo momento non si discosta troppo per quanto riguarda parole da quella di Biden e Obama, ma in realtà sta cercando Donald Trump anche di mettere pressioni su Zelensky per arrivare a una fine del conflitto ucraino e anche per ammonire Zelensky che gli aiuti non possono durare per sempre, a differenza di un'Europa che invece sembra proprio intenzionata a far durare per tutta la durata del conflitto, anche in caso di durata perpetua, eterna, gli aiuti proprio militari. Il caso Pappalardo: gli italiani sono stancati degli insulti alla Meloni, un articolo di Gabriele Barberis, e lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare, quasi mezzo secolo che lasciamo gridare e sfogarsi Adriano Pappalardo, vecchia gloria del pop nazionale che alla fine degli anni 70 travolse gli italiani con il suo brano cult Ricominciamo. È sempre lodevole ricominciare per un artista di 80 anni, un guascone. Poi continueremo l'articolo e vi leggerò anche il comunicato proprio della Lega Giovani di Fiumicino. Perché? Perché Pappalardo in questo suo, chiamiamolo spettacolo comico in un paesino proprio nelle vicinanze di Fiumicino, quindi di Roma, nel Lazio, ha insultato pesantemente la nostra Presidente del Consiglio, proprio utilizzando anche termini non proprio simpatici. L'editoriale invece di Alessandro Sallusti sulla pagina del giornale: l'intolleranza e la libertà, le minacce di morte recapitate dagli anarchici ai vertici del nostro gruppo editoriale, la famiglia Angelucci, e al direttore de Il Tempo per le sue inchieste sulle infiltrazioni dei gruppi pro Hamas nella sinistra radicale italiana, non sono certo da prendere sotto gamba. Qualche mese fa l'Istat ha calcolato che in Italia ci sono circa 500.000 di persone che gravitano in quell'area dell'antagonismo indisponibile al confronto democratico e propense a risolvere le questioni con l'uso della violenza, che è cosa ben diversa dal diritto di protestare e dissentire, garantito dal buon senso ancora prima che dalla Costituzione. E a proposito della chiusura forzata dopo anni di troppo pazienti trattative del Leoncavallo di Milano, è vero che i centri sociali non sono di per sé covi di terroristi, ma è anche vero che quell'illegalità accettata e addirittura coccolata dalle sinistre spesso fa da brodo di cultura per preparare cibi indigesti alla democrazia. Gli editori e i giornalisti che denunciano la pericolosità di tutto ciò sono abituati ad essere messi nel mirino. La sede di Milano, che ospita le redazioni di Il Giornale e di Libero, è presidiata dalle forze dell'ordine giorno e notte, e molti di noi sono clienti abituali delle liste di proscrizione stilate a sigle anarco-comuniste che vanno a caccia di presunti fascisti e sionisti. Insomma, anche quest'ultimo episodio proprio non aggiunge niente di nuovo sotto il cielo dell'intolleranza. Il fondatore di questo giornale fu gambizzato da ragazzini che, al pari di quelli che oggi ci minacciano, giocavano a fare la rivoluzione armata. Ma scanso di equivoci, lo diciamo con forza, neppure sotto quello della libertà. Già, perché fuori da qualsiasi stucchevole retorica e lontani dalle tentazioni vittimistiche, va da sé che le minacce presenti e future non spostano né mai sposteranno di un centimetro le nostre convinzioni, semmai le rafforzano. Quindi un editoriale giustamente battagliero, giustamente, che ricorda che in Italia in cui si parla di una sinistra, almeno secondo i simpatici militanti di quelle posizioni politiche, di una sinistra vessata e oppressa, in realtà nelle liste di proscrizione ci vanno i giornalisti e i militanti della destra, brutta e cattiva, e per cui alla fine purtroppo si può fare poco se non sperare
che le forze dell'ordine riescano sempre a disinnescare questi violenti, questi facinorosi, questi personaggi lontani da quella che dovrebbe essere la democrazia e anche la politica in generale. La Verità invece apre con giustamente continuano con la loro battaglia proprio per quanto riguarda il periodo pandemico, esclusivo sul nostro sito i filmati integrali delle riunioni. Avanti tutta con AstraZeneca, il video di Speranza al CTS, mentre Camilla sta agonizzando. Malgrado gli allarmi, l'unica preoccupazione dell'ex ministro era di continuare la campagna vaccinale. Siamo oltre le più rose aspettative, ma dobbiamo spingere a mostrare dubbi adesso. Ma dobbiamo spingere a mostrare dubbi, scusate, adesso sarebbe un danno. Il giorno dopo, la 18enne di Genova, a cui era stata somministrata la prima dose, moriva. Quindi parliamo di una verità che si interroga su quanto il ministro della Salute sapesse anche delle problematiche del vaccino e si interroga anche su quanto anche eticamente sia stato giusto, ma non solo. Mi sembra che anche l'inchiesta sia anche sfiori tranquillamente il settore legale su quanto il ministro sia corretto, sia giusto che vada a proprio imporre un vaccino e vada a imporre anche quello di una singola azienda proprio in quel periodo storico. Poi sono arrivati anche altri. Sindaco Sala, legalità ristabilita, sindaco Sala irritato per il Leoncavallo, ma da che parte sta? Il sindaco di Milano è arrabbiato, l'atteggiamento del primo cittadino del capoluogo lombardo è descritto con partecipata preoccupazione dal giornale della città, il Corriere della Sera. Parliamo quindi di un pezzo del direttore Maurizio Belpietro che poi continueremo successivamente. Indottrinamento grazie ai Dem, Gimbe a scuola senza l'ok del ministro. Un articolo di Fabio Amendolara. Grazie al progetto alla salute tiene banco, la fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta entra anche nelle scuole promettendo di educare i giovani su sanità e fake news, ma lo fa senza alcun accordo con il Ministero dell'Istruzione. Dietro l'iniziativa, sostenuta dalla CGIL, costata 380.000 euro, che ha portato Gimbe in 190 scuole superiori, ci sono una piattaforma online di crowdfunding già usata dal Partito Democratico e quello della rete italiana Città Sane dell'OMS, guidata da Lamberto Bertolè, presidente del Consiglio Comunale di Milano. Quindi parliamo di un PD e di una CGIL, quindi di una sinistra, che per vie traverse, che in modalità indirette riescono a penetrare all'interno delle nostre scuole, quindi dove dovrebbero plasmare le menti dei nostri bambini e delle nostre bambine, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, per insegnare, insomma, quello che vogliono loro, decidono loro, insomma. Intervista al presidente dell'INPS, Fava, più occupati con lo stop al reddito, dico sì al TFR nei fondi pensione. Quindi il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, nel 2024 il 30% degli ex percettori ha trovato lavoro. Complessivamente abbiamo 400.000 assicurati in più. Previdenza complementare importante per integrare la pensione pubblica e rafforzare l'economia reale. Serve un'immigrazione qualificata e governata. La notizia che ovviamente campeggia sulla prima pagina è della Verità è anche il vertice tra Putin e Zelensky che assomiglia sempre più a un miraggio. Da Mosca filtrano le condizioni per fermare la guerra, ma anche bordate contro il presidente ucraino che finge di essere un leader. Trump fa sapere se la vedono loro, intanto l'Europa sborsa altri 4 miliardi. Scontro sui numeri degli aiuti alimentari, l'ONU proclama la carestia a Gaza, Israele nega e continua l'attacco. Un articolo di Stefano Piazza, nuove schermaglie tra l'ONU e Israele, le Nazioni Unite hanno annunciato ufficialmente l'esistenza di una carestia nella striscia di Gaza. Ben 132.000 bambini sotto
i 5 anni a rischio malnutrizione. Il generale Ghassan Alian replica: rapporto basato su fonti parziali vicine ad Hamas. Come oggi, anche l'anno scorso, lo strumento finì sotto accusa, assolto con formula piena. Toma guarda, ucciso dalla coca, non dal taser. Un articolo di Paolo Del Debbio che ci parla di quanto il taser, di quanto uno strumento che è stato veramente bersagliato da la sinistra, da tantissimi anche moderati, in realtà sia uno strumento molto utile, anche perché l'alternativa qual è? È la pistola, è l'arma da fuoco. E quindi parliamo di uno strumento utilissimo per mettere per catturare, per cercare di mettere fine anche alle difficoltà che causa un soggetto instabile. E con quest'ultima notizia possiamo andare in pausa, continueremo ovviamente, rimanete con noi, grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ben ritrovati, bentornati, siamo sempre qui sulla rassegna stampa, sempre qui su Radio Libertà per avere una visione più chiara di quello che ci raccontano i giornali, quello che sono, quelli che alla fine sono le notizie più importanti proprio da conoscere prima di cominciare la giornata, che siate in vacanza o che siate già al lavoro. Continuiamo con il tempo, quello che poi è avvenuto purtroppo anche nei confronti del tempo. Dopo le minacce anarchiche arriva l'ondata di solidarietà dai presidenti di Camera e Senato fino alla Meloni e ai ministri del governo, anche la comunità ebraica al fianco del nostro giornale, l'Ordine dei giornalisti e Federazione Stampa. Difendiamo il pluralismo. Tempo libero. La vera minaccia è il conformismo. Dedico ovviamente l'articolo del direttore Tommaso Cerno, dedico le minacce che il tempo ha ricevuto per le sue inchieste, per le sue posizioni libere, ai guru del nuovo conformismo, il politically correct, l'unico vero fascismo che esiste in Italia. L'idea che ci siano buoni e cattivi e che una democrazia si fondi su scorciatoie linguistiche e su frasi fatte dove c'è una verità e gli altri sono stupidi e cattivi. Se qualcuno perde il suo tempo a provare a spaventare il nostro tempo, significa che abbiamo rotto questo incantesimo di ipocrisia, magari sbagliando, ma in buona fede. E significa che contribuiamo alla democrazia e al pluralismo che qualcun altro vuole invece sotterrare come governi monocolore e pensieri mononeurone. Ringrazio tutti quelli che ci hanno espresso solidarietà. E ovviamente parliamo anche di un fatto quindi gravissimo. Continuiamo con fatti purtroppo gravissimi, parlando sempre di quello che sta avvenendo sulla striscia di Gaza, con il Tempo e la sua prima pagina con un'intervista all'ambasciatore di Israele. Questi legami fra Hamas e Italia ci preoccupano, non va confuso il nostro governo con tutti gli ebrei, probabilmente anche per aiutare i tanti ebrei che stanno subendo discriminazioni in tutto il mondo solo per il fatto di condividere la religione con il governo Netanyahu. Iran e ONG e fondi sovrani, ecco chi finanzia davvero il business del terrore di Hamas. Questa è un'altra importante inchiesta che potete leggere sul Tempo e su cui secondo me dovreste fare molta attenzione, anche perché non si parla quindi di buoni e cattivi, ma per avere un panorama e un'idea anche più ampia di quello che sta avvenendo purtroppo sulla striscia di Gaza, perché la soluzione più semplice molte volte purtroppo è anche quella sbagliata. E un editoriale di Feltri: ma quale rivoluzione? Al Leoncavallo solo figli di papà. Con invece Gianluigi Paragone che ci racconta come la sceneggiata di Sala e le vecchie zie antifasciste. Quindi parliamo anche di un tempo molto polemico per quanto sta avvenendo al Leoncavallo e quanto abbia veramente scosso l'opinione pubblica, uno sfratto, una restituzione di una proprietà ai legittimi proprietari. Repubblica invece apre con Draghi che sferza l'Europa, evaporata l'illusione di contare, l'ex premier accusa l'Unione Europea di essere marginale su guerre e dazi e invita al cambiamento. È il discorso che non ti aspetti, l'europeista Mario Draghi, l'uomo del whatever it takes, l'estensore del rapporto economico che potrebbe, se adottato, cambiare il volto del continente. Confessa il suo iniziale scetticismo per la moneta unica e la costruzione europea. Violenze di Al-Masri, un video shock, governo sotto tiro. L'ex comandante libico Al-Masri della Rada
e della polizia giudiziaria che Roma ha liberato e riportato in Libia rispetto al mandato di cattura internazionale, non avrebbe smesso di commettere i crimini per cui è ricercato. Quindi parliamo di una Repubblica sempre pronta alla polemica contro il governo. Piove governo ladro, Medio Oriente, a Gaza c'è una carestia, adesso a dirlo è l'ONU. Parigi convoca l'ambasciatrice per le parole di Salvini su Macron. La Francia ha convocato l'ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D'Alessandro, a seguito delle inaccettabili dichiarazioni rilasciate dal vice premier italiano Matteo Salvini contro il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per il suo sostegno all'invio di truppe in Ucraina. Dopo che il presidente Macron aveva ribadito la disponibilità a inviare truppe per garantire la pace, Salvini aveva commentato: a Milano si direbbe attaccati al tram, vacci tu se vuoi. Giustamente. Milano, inchiesta sull'urbanistica, anche Catella torna in libertà. E poi gli articoli importanti per quanto riguarda la Repubblica, anche qui ci si interroga sul caso vaccini e l'abuso politico della salute, ma ovviamente qua si parla di un attacco proprio al governo. Da cittadino mi sento ferito dell'approccio criminogeno del governo Meloni al tema dei vaccini, quindi un Giannini addirittura che parla di criminalità, invece un Michele Serra che nel suo editoriale parla di un leoncavallo, da leoncavallo un'opportunità per il nostro futuro. Chi per comodità o per ottusità volesse considerare la faccenda del leoncavallo come una pura bega legale e burocratica può sbizzarrirsi leggendo la relativa voce su Wikipedia. Tra ordinanze, sfratti, sgomberi, accordi fatti e disfatti, promesse e minacce, benevolenze private e pubbliche poi passate in prescrizione, non ci si raccapezza, e la sola morale che se ne ricava è che non basta mezzo secolo di scartoffie, tantomeno di gipponi della polizia per risolvere una questione politica grande come un grattacielo. La questione è se e come la città di Milano possa garantire a se stessa, oltre che a una parte tutt'altro che marginale della sua cittadinanza, un'identità sociale e culturale non compresa in tutti i sensi dal modello di sviluppo che l'ha resa al tempo stesso più moderna, più simile alle altre metropoli del mondo e però meno inclusiva, in un processo centrifugo che, edificando benessere in centro, spinge all'esterno chi non riesce a pagarsi il biglietto. Meraviglioso questo editoriale di Michele Serra, ovviamente lo dico in maniera ironica perché la sinistra alla fine di Sala, che ha procurato e ha cercato di creare questa disparità sociale con un aumento spropositato dei prezzi di appartamenti, di affitti e anche una disuguaglianza fra le varie parti della città, oltre che pensiamoci su, ma è importante sì un edificio, avere un'identità politica per dei ragazzi, anche se contraria alla nostra, ma è necessario dover occupare una proprietà privata? Non è forse la scelta migliore quella di dare a questi ragazzi in cerca di una verità, in cerca di una appartenenza politica, un edificio che non sia occupato per forza rompere le uova nel paniere ad altre persone? Questa forse sarebbe la domanda più giusta da farci. Invece La Stampa, con la propria prima pagina, parla di un'ONU che accusa Israele, a Gaza una carestia conclamata, fate entrare gli aiuti, Gerusalemme dati falsi, migliaia in fuga, i dannati della terra. Parla proprio delle persone che purtroppo stanno nella striscia di Gaza e si trovano fra l'incudine e il martello, lo Stato di Israele e anche Hamas. I due stati e il coraggio dei paesi arabi, quelle parole vuote senza le sanzioni. Digiuno e preghiera, l'invito di Leone XIV per ritrovare noi stessi e la pace. In una stampa che anche qui che dà spazio però alle parole del Papa. Salvini contro Macron, la protesta di Parigi, convocata l'ambasciatrice, anche qui La Stampa si prodiga
a parlare di come Macron invece di lavorare pensa a fare il permaloso probabilmente. Gli Stati Uniti, se Trump usa l'FBI per intimidire Bolton, quello che sta accadendo in America è molto molto preoccupante. Trump ha mandato l'FBI per acquisire la casa del suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, un rispettabile repubblicano. Anche qui vi è un accenno a Al-Masri, il video libico riaccende lo scontro, e anche qui con l'ex premier e Draghi, quindi il suo attacco a un'Europa, un'Unione Europea che si sta dimostrando incapace di fronteggiare le sfide moderne, proprio tra l'altro la ragione della sua esistenza. L'ex premier al meeting di Rimini, una lente marginale, Unione Europea lente marginale in economia e politica estera, per tornare protagonista deve cambiare. Alessandro Barbiera parla proprio quindi del discorso di Draghi sulla stampa. E vi è anche un'analisi: Bruxelles non può fare a meno degli Stati Uniti, uno spettro si aggira per l'Europa da 7 mesi. Quanto contare sull'America di Trump e a che condizioni? A condizione, come esordito ieri Mario Draghi a Rimini, di rassegnarci a dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale, alleato di antica data. Bisogna anche capire che i dazi sono stati procurati anche forse per colpa di molti rappresentanti politici proprio in Unione Europea. Magari avessero discusso e avessero trattato il presidente degli Stati Uniti con il dovuto rispetto, magari avremmo avuto i dazi che sono riusciti poi a ottenere gli amici, tra virgolette, degli americani, gli inglesi britannici hanno avuto dazi più bassi rispetto ai nostri. Vi leggo anche parte del discorso integrale di Mario Draghi. Per l'Unione Europea, per anni l'Unione Europea ha creduto che la dimensione economica con 450 milioni di consumatori portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Aspetta, faccio uno zoom, che così si legge meglio anche per me. Grazie dell'attesa. Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere, ma in forme e in modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa. E qui intervengo io personalmente, dico sì, la spesa militare, aumentarla, direi che avremmo potuto puntare a progetti comuni, quindi non a un aumento per i singoli stati, ma a un progetto che utilizzasse i fondi europei non tanto per l'aumento di carri armati, di munizioni che poi sarebbero rimaste impolverate nei magazzini, ma la ricerca militare, la ricerca tecnologica, che poi molte volte, come è successo ad esempio con internet, porta poi a strumenti utilissimi per la nostra di vita privata. Una spesa, tra l'altro militare, che l'Europa invece ha aumentato fortemente, che non giova a nessuno dei cittadini europei. L'Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, qui continua Draghi, e abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati di pace. Nel frattempo la Cina ha apertamente sostenuto lo sforzo bellico della Russia, mentre espandeva la propria capacità industriale per riversare l'eccesso di produzione in Europa, ora che l'accesso al mercato americano è limitato dalle nuove barriere imposte dal governo negli Stati Uniti. Le proteste europee hanno avuto poco effetto. La Cina ha chiarito che non considera l'Europa come un partner alla pari e usa il suo controllo nel campo delle terre rare per rendere la nostra dipendenza sempre
più vincolante. C'erano tanti, e qui intervengo io, vi erano tanti europeisti molto contenti che l'Europa avesse superato nelle stime il PIL cinese. Qui invece Mario Draghi riporta tutti alla realtà e fa intendere quanto in realtà sia importante avere il possesso di materiali, di materie prime che sono fondamentali per il presente e per il futuro, e non singoli numeri, tra l'altro decontestualizzati. Continua invece Draghi con l'Europa è stata spettatrice anche quando i siti nucleari iraniani venivano bombardati e il massacro di Gaza si intensificava. Questi eventi hanno fatto di giustizia di qualunque illusione che la dimensione economica da sola assicurasse una qualche forma di potere geopolitico. Non è quindi sorprendente che lo scetticismo nei confronti dell'Europa abbia raggiunto nuovi picchi, ma è importante chiedersi quale sia veramente l'oggetto di questo scetticismo. Non è, a mio avviso, uno scetticismo nei confronti dei valori su cui l'Unione Europea era stata fondata. Quindi parliamo di un Draghi che cerca di mostrare agli europeisti qual è la via da seguire. Poi ovviamente non è che dovete voi ascoltatori essere d'accordo, ma mi sembra perlomeno all'inizio del discorso, poi prosegue appunto parlando dei valori dell'Unione Europea, è importante la bastonata, possiamo dire in maniera volgarotta, di Draghi nei confronti di chi si riempie la bocca di ideali e di parole che riguardano l'Europa e il volersi schierare sempre, tra virgolette, nel giusto, quando poi nella realtà dei fatti non contiamo più quanto dovremmo, per colpa ovviamente eh, non, non ovviamente di noi cittadini, ma di chi sta al governo della Commissione europea. E volevo parlarvi poi di due articoli importanti, uno che ho trovato su sussidiario.net, un sito di notizie molto molto attendibile. Salvini, ponte sullo stretto come il Mose, chi lo critica cambierà idea, Pontida, Lega continuerà a crescere. Ricordate che il 21 settembre vi è proprio la manifestazione di Pontida. Ponte sullo stretto, Salvini lo paragona al Mose, dicevano che era inutile e poi hanno cambiato idea. Da Pontida e Lega al caso Leoncavallo. Salvini, le tappe per il ponte sullo stretto, qua parliamo di un ministro Salvini che racconta anche come in un'intervista stiano ultimando le ultime tappe proprio con il Ministero dell'Economia e poi anche con il dossier che sarà inviato alla Corte dei Conti proprio per finalmente arrivare alla costruzione di un'importantissima infrastruttura in Italia, come il ponte sullo stretto. E questo, come ricordato dal vice premier e leader della Lega, è l'ultimo passaggio prima che i lavori partano ufficialmente. Un passaggio storico per Salvini, che pensa alle opportunità lavorative legate a quest'opera, nonostante le polemiche che lo accompagnano. Dato che i lavori partiranno, adesso si mette in dubbio l'utilità o altro ancora. Follia, afferma Salvini, contrario all'idea che possa diventare una cattedrale nel deserto. Lo dimostra, secondo il leader del Carroccio, ciò che è accaduto qualche giorno fa con l'aggiudicazione della gara da 1,6 miliardi per la linea ferroviaria di alta velocità e alta capacità Salerno-Reggio Calabria. Peraltro ricorda come misure costose come il reddito di cittadinanza da oltre 34 miliardi non ha lasciato tracce, mentre il ponte sullo stretto resterà nella storia e servirà davvero a milioni di cittadini e avrà un impatto anche a livello di turismo con la metropolitana Reggio Messina e culturale. Quindi parliamo di un ponte sullo stretto che porta poi, come dicevamo anche spesso qui in radio, porta anche ad altre infrastrutture finalmente proprio nella nostra amata Sicilia, che deve tornare a rialzarsi. E un altro invece
editoriale, quello che ieri ha scritto il nostro direttore Giovanni Sallusti, proprio parlando del Leoncavallo. Il Leoncavallo era illegale da 30 anni. Sala, perché ti irriti? Cari ascoltatori, dobbiamo proprio dire al sindaco di Milano, no, caro Giuseppe Sala, siamo noi che siamo irritati, sono i milanesi che sono irritati dal fatto che lui sia irritato per il ripristino della legalità in città, per la tutela di un valore fondamentale, la proprietà privata, tanto che non piace alla sinistra ovviamente, un valore poco apprezzato a sinistra. E andando avanti invece con quello che dice il nostro direttore Giovanni Sallusti, per la tutela di un valore fondamentale, la proprietà privata, per lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, un'azione che non è la bestemmia che hanno recepito i salotti della ZDL gauchista che lei frequenta, sindaco, ma un atto di sacrosanta tolleranza zero, come abbiamo detto ieri, evocando Rudy Giuliani nei confronti dell'illegalità. Le esternazioni del primo cittadino hanno toccato vette di surrealismo difficilmente raggiungibili e ovviamente sono state presentate dai giornaloni come ovvie, anzi dotate di una loro ragionevolezza. Primo fra questi proprio il Corriere della Sera, un tempo organo della borghesia meneghina produttiva, non dei centri sociali che occupano immobili abusivi. Sala è irritato anzitutto perché non sapeva nulla dello sgombero, come se dovesse chiedere il permesso a lui prima di ripristinare quello che è scritto nelle leggi e nella Costituzione, il diritto alla proprietà privata previsto e tutelato nel nostro ordinamento. Sala ha anche rincarato il centro sociale riveste un valore storico e sociale nella nostra città, il che è vero, ma dipende in che senso. È anche una storia di illegalità durata decenni. Perché non pagare l'affitto dell'immobile dove ti trovi? Ma Sala insiste, il centro sociale deve continuare a emettere cultura. Si possono emettere radiazioni, non la cultura. La cultura, che sia scrittura o arte figurativa o musica, si automanifesta, non deve essere emessa con il bollino del comune in quanto cultura dei buoni e degli abusivi. Sala, bontà sua, aggiunge che il Leoncavallo, certo, deve continuare a farlo chiaramente in un contesto di legalità e per fortuna alla fine è arrivato il suo permesso, nel quale ci pare cogliere un'ombra di autocritica. E infine da anni il Leoncavallo è un luogo pacifico di impegno. L'impegno, altra parolina magica del culturame progressista che fa tanto Novecento sartriano, sebbene fra Sartre e gli sfaccendati del Leoncavallo, come li ha definiti Vittorio Feltri, ci sia un abisso. Inoltre che sia sempre stato un luogo pacifico e discutibile, dal momento che nella storia di Milano gli occupanti sono stati anche protagonisti di scontri non tanto pacifici. Vorremmo dunque fare una domanda a Sala, un uomo dalle 1000 metamorfosi, manager, uomo di mercato, ex AD Pirelli Tire, ex direttore finanziario di Telecom, un uomo che ha bazzicato il capitalismo, anche se il capitalismo di relazione all'italiana, poi riferimento della Gauche Caviar milanese, poi per una breve stagione al fiere dell'ambientalismo cretino, poi ipotetico e inverosimile federatore di un inverosimile centrosinistra. La domanda è: in Italia esiste o no il diritto alla proprietà privata? Se la risposta è sì, non c'è di che essere irritati, né da cavillare sul ruolo storico, ma bisogna applaudire allo sgombero del Leoncavallo. Se la risposta è no, Sala ci deve spiegare che differenza c'è fra Milano e l'Italia che ha in mente lui e la Cina, la Russia e o la Corea del Nord. Bisogna ricordare anche che Sala alla fine è sindaco da tanti anni, al suo secondo mandato, e anche lui è colpevole di non aver trovato alla fine una soluzione per un posto che lui definisce culturale. E con quest'ultima notizia, no, possiamo proseguire invece con altre notizie all'interno dei giornali prima di darvi una pausa da queste notizie molto, molto anche complicate da ascoltare, immagino, e anche molto dure proprio il sabato, il nostro sabato sacro, come la domenica. 2 minuti abbiamo, ci ha ricordato giustamente la regia prima della pausa, ma vorrei parlarvi prima della pausa proprio delle 2 notizie scioccanti che aveva parlato l'Avvenire in
in apertura, in prima pagina, picchiato e umiliato online lo streamer morto in diretta. Parliamo di un francese che si faceva proprio si mostrava mentre veniva vessato da altri streamer proprio francesi, passando anche 12 giorni di fila in diretta senza fermarsi mentre veniva vessato. Prima dell'alba di lunedì è ispirato nel sonno in diretta sotto lo sguardo del remoto di spettatori in ogni continente sintonizzati sul social australiano Kik, dove si lasciava maltrattare e umiliare per intere giornate da una coppia di colleghi. Parliamo di 193.000 persone iscritte al canale di questo poveretto che probabilmente non ci stava più totalmente con la testa. Invece postavano le foto delle mogli, il gruppo Shock su Facebook. Finire su Facebook senza saperlo per mano della persona che ti è più cara e vicina è capitato a diverse mogli immortalate a loro insaputa dai mariti, che hanno poi postato gli scatti su un gruppo appositamente creato. Parliamo quindi di un altro articolo che parla dei pericoli del web e quanto il web non sia distanziato e una dimensione alternativa alla vita reale, ma che purtroppo o per fortuna dobbiamo accettare che nel caso ovviamente si voglia interagire sui social, fanno parte della nostra quotidianità. Con quest'ultima notizia possiamo andare in pausa, ci ritroviamo, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 0292947222 e anche i vostri WhatsApp al 340 670 9659. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ben ritrovati, bentornati, siamo sempre qui sulla rassegna stampa. Chi vi parla è sempre Matteo De Sio. Vogliamo anche mostrarvi il quotidiano di Sicilia con cui Radio Libertà ha un accordo, quindi è importante, è giusto mostrare anche i nostri partner. Quotidiano di Sicilia che oggi apre in prima pagina con in Italia il lavoro pubblico sempre più caro, mentre l'efficienza nella pubblica amministrazione resta scadente. Quindi una Corte dei Conti nel 2025 oltre i 200 miliardi, ma la qualità è sotto la media dell'Unione Europea. Vi sono anche le parole dell'assessore a Palermo dell'edilizia residenziale. L'Etna per la sicurezza di Catania rimane un osservato speciale. Vi è anche un editoriale di Carlo Alberto Tregua: le persone migliori non vogliono incarichi. I questuanti con la mano tesa.
E il quotidiano di Sicilia parla anche ovviamente di quello che sta avvenendo in Ucraina, con Zelensky che fa, con la Russia che fa di tutto per renderlo impossibile la tregua, ovviamente. Trump si sfila, ma intanto le armi continuano a far fuoco. Botta e risposta Mosca-Kiev sul faccia a faccia. Lavrov no all'incontro senza agenda chiara. Il ponte sullo stretto, il countdown non ammette ritardi. Poi vi mostrerò ovviamente l'articolo su il quotidiano di Sicilia. Vi sono anche gli studenti del sud purtroppo in difficoltà, il lavoro che c'è, avanti i competenti, caro scuola, stangata per le famiglie, ambiente, emissioni nocive in Unione Europea, chi dice donna dice tanto, le scoperte archeologiche. Poi entrando all'interno proprio del quotidiano di Sicilia, parlando proprio del ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto, il countdown non ammette ritardi, e ovviamente vi è anche un pensiero quindi finalmente anche al ponte sullo stretto, a quello che dovrebbe portare proprio alla nostra amata isola. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini è tornato a parlare dell'opera, ultimi passaggi, poi il via ai cantieri, 23,1 miliardi per il PIL e oltre 36.000 posti di lavoro. Ma importante ovviamente non sarà solo quello che oggi ci potrà dare il ponte, ma anche per il futuro. Sanzioni anche sopra il 1.000.000 € per ogni giorno di slittamento, quindi si parla di un ponte che deve essere per forza costruito. Stabilimenti balneari, l'assessore Savarino, Regione vigila su rispetto delle concessioni, isolare irregolari anche a tutela delle imprese che seguono le norme. Aricò, incentivare l'uso della patente digitale, nell'isola pochi guidatori hanno scaricato il documento, quindi parliamo anche di un pensiero proprio alle patenti. Il costo del lavoro pubblico in Italia è in costante aumento, questo è un altro approfondimento del quotidiano di Sicilia, e mentre l'efficienza della pubblica amministrazione lascia ancora a desiderare. Questo è un importante, possiamo dire, approfondimento. Resta in piedi anche la questione sulla progettazione dei dipendenti. La ricerca parla svedese. Quindi parliamo anche di una ricerca in cui l'Italia in questo momento arranca e speriamo non lo faccia più. Potete comunque chiamare allo 0292 94 7222, mandare messaggi su WhatsApp al 340 670 9659. E ora volevo leggervi anche il comunicato della Lega Giovani di Fiumicino, ma prima ovviamente volevo informarvi meglio su il fatto che è avvenuto proprio in questi giorni con l'artista pop Pappalardo che si è lasciato andare a parole al veleno contro Meloni, anzi a parole ingiuriose contro Meloni. Il caso Pappalardo, questo lo leggiamo direttamente dalle pagine del giornale. Lasciatemi gridare, l'abbiamo detto in apertura. Gli italiani sono stancati degli insulti alla Meloni. Un articolo di Gabriele Barberis che poi prosegue a pagina appunto 17 del giornale. Intanto facciamo ascoltare una chiamata mentre vi zoommo proprio sull'articolo. Buongiorno, ci sente? Sì, ciao Matteo. Sì, Matteo, sento. Ciao, sono Walter. Buongiorno Walter. Ciao Matteo. Volevo dire due cose. La prima è questa. Ieri ci è stato letto da Antonino un bellissimo articolo della professoressa Anna Bono relativa a quanto ci è costato nello specifico il gentiluomo che ha dato fuoco e spaccato dei monitor alla Malpensa. Però quello che io dico, tutti questi dati che sono in chiaro, sono reperibili, perché nessun parlamentare, la Lega, non cavalca, non che deve cavalcare? Perché non metti in evidenza quanto ci costa l'assistenza a questa gente? Corsi di qui, corsi di là,
assistenza sanitaria. Cioè queste occasioni dove è molto evidente che queste persone sono un problema, perché un partito come la Lega non ne fa subito un cavallo di battaglia? Per me questo è inspiegabile. La seconda cosa è questa, è una battuta. Visto che Israele, scusami, ma sto facendo le salite a piedi. Non c'è problema. Visto che Israele vuole occupare Gaza, consiglierei di arruolare nell'IDF tutti i leoncavallini sfrattati e come comandanti Ilaria Salis. Questi di occupazione se ne intendono parecchio. Questa era la parte, diciamo, leggera. Grazie Matteo, un saluto. Ci mancherebbe, una buona giornata. Grazie anche ovviamente di ascoltarci. Bisognerebbe cavalcare giustamente, come dice anche il nostro radioascoltatore, una problematica che ne parlavamo anche qui sempre in radio, sempre durante le rassegne stampe con l'amico e collega Pier Vittorio, di quanto l'Italia non è solo questione di spazio reale, ma è questione anche di fondi delle nostre tasche che non possono reggere nel poter integrare così tante persone che sbarcano in maniera irregolare sulle nostre coste. Quindi parliamo anche di uno sforzo che l'Italia non può proprio permettersi e, come giustamente ha fatto notare il radioascoltatore, anche con l'articolo del collega, anche lui amico, Antonino Danna, e che ha letto ieri della professoressa, vi sono anche finalmente i dati per far notare come certi costi non possano rientrare sulle nostre teste, nelle nostre tasche. Veramente non ce la potremo mai fare. Ma volevo parlarvi appunto dello show di Adriano Pappalardo, non tanto per fargli pubblicità, anche se negativa è comunque molte volte pubblicità, ma soprattutto anche per darvi un contesto sul comunicato anche della Lega Giovani Fiumicino. Dalla voce graffiante che nel tempo ha sostituito i riccioloni afro con una capigliatura sempre vaporosa, quantunque più bianca. Va bene rilanciarsi, ma francamente è un po' tardi per imbucarsi nel vento sferzante dell'anticasta e della denuncia politica. Siamo sempre su Il Giornale a pagina 17, specialmente se infilata a sorpresa in un concerto. Ai suoi fans non è andata giù la ma riuscita esibizione di Passo Scuro, frazione di Fiumicino, dove ha vaneggiato di politici che campano 100 anni perché hanno i soldi per curarsi, mentre noi comuni mortali senza soldi inevitabilmente ce lo prendiamo nel poco credibile nelle vesti di un Beppe Grillo postmoderno e altrettanto tardivo come cantautore impegnato, quello che non è mai stato. Target disco per l'estate, festival bar, qualche simpatica schiamazzata in TV come un orco rabbioso, senza peli sulla lingua. Film pecorecci da botteghino d'estate. Figurarsi Adriano Pappalardo nei panni dell'anti-Meloni, manco vantasse un suo pedigree romantico incazzato, quelle intemerate savonaroesche che fanno tremare i governi e cadere i ministri. A modo suo, proprio suo, si è avventurato a scimmiottare una parvenza di opposizione politica mimando gesti espliciti e volgarissimi nell'alludere ai rapporti tra la Presidente del Consiglio e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un dazio da pagare alla trans artistica che lo aveva trascinato ad assecondare pulsioni della platea che erano solo nella sua mente. Quindi neanche quindi ai suoi più fanatici fan è piaciuta un'esibizione del genere, finita con una serie di scuse, almeno 3 nella stessa serata, per placare il pubblico che aveva cominciato a fischiare o lasciare il concerto. Quindi parliamo veramente di un'esibizione maldestra, come poi tra l'altro scrive il giornale. E volevo leggere appunto il comunicato della Lega Giovani Fiumicino, giusto per dare anche spazio alle sezioni locali, un comunicato stampa
Durante l'evento a Passo Scuro organizzato dal Comune di Fiumicino abbiamo assistito con sconcerto e amarezza alle dichiarazioni gravemente offensive rivolte dal signor Pappalardo nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dell'intero governo italiano. Tra insulti pronunciati davanti ai cittadini che partecipavano a una manifestazione di festa e di comunità non solo rappresentano una mancanza di rispetto verso le istituzioni repubblicane, ma offendono anche i tanti italiani che si riconoscono nell'azione di questo governo. Come Lega Giovani Fiumicino riteniamo inaccettabile trasformare uno spazio pubblico condiviso in palcoscenico per attacchi politici volgari e gratuiti. La nostra comunità merita ben altro: rispetto, senso civico e responsabilità. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni e ribadiamo con forza che a Fiumicino non c'è spazio per simili spettacoli degradanti. La politica è un confronto, non un insulto. Continueremo a lavorare con impegno e serietà per rappresentare i giovani nel nostro territorio, difendendo le istituzioni e i valori del centrodestra che mettono al centro identità, lavoro e sicurezza. Simone Quattrocchi, il coordinatore di Lega Giovani Fiumicino. È importante parlare di questo evento non tanto per quello che è avvenuto nell'evento in sé, quello che è accaduto, ma è importante invece sottolineare la reazione che ha portato a un pubblico quindi di persone vicine, quindi a Pappalardo e probabilmente alle sue idee, di persone che non vogliono più una pseudo satira basata sull'insulto, una pseudo satira basata sul prevaricare, una pseudo satira basata sull'insulto facile, proprio per dare alla fine spazio alle proprie idee più oscure, senza badare ovviamente a fare un discorso sensato e senza badare a quello che è il rispetto poi verso il prossimo. Poi vi sono anche articoli sul giornale per quanto riguarda, abbiamo visto, il Leoncavallo, giusto per darvi una panoramica, ma possiamo anche passare agli altri giornali, passiamo anche al Fatto Quotidiano, alla prima pagina del Fatto, che parla di Almase, del macellaio liberato dal governo, con il video in cui massacra un uomo in strada, detta del Fatto Quotidiano. De Caro minaccia, Emiliano ed Elly Schlein rimangono in Unione Europea. Puglia, stallo totale, quindi la simpatica sinistra non ha un candidato. In Puglia, gasdotti, l'attentatore non vuole essere estradato in Germania, i giudici italiani sull'agente ucraino. Avete visto quello che è avvenuto nel gasdotto di Nord Stream all'italiana, possiamo chiamarlo. La Corte d'Appello di Bologna convalida la custodia in carcere di Kuznetsov, scusate se ho difficoltà a pronunciarlo, che si presenta in udienza facendo il gesto del tridente ucraino, segno nazionalista usato dai militari. Quindi parliamo anche di un Fatto Quotidiano che possiamo dire che continua la sua linea anti-atlantista e sempre, se possibile, contro ogni cosa che riesce a ottenere il governo sia italiano sia degli Stati Uniti, con Avvenire invece che parla nella seconda pagina proprio del conflitto fra Russia e Ucraina. Mosca non ferma l'attacco frontale contro Zelensky, dice sempre no. Quindi parliamo anche di un Avvenire che riporta le dichiarazioni russe di scontro totale contro il presidente ucraino Zelensky, e anche un modo per delegittimare quindi il presidente avversario. La trattativa, il ministro Sergei Lavrov delegittima ancora il nemico. Ha respinto tutte le proposte della Casa Bianca, colpito l'oleodotto tra la Russia e l'Ungheria. Orban scrive al tycoon e accusa gli ucraini.
l'anniversario di indipendenza, in regalo dall'Unione Europea 4 miliardi. Quindi l'Unione Europea, appunto, che secondo tutti i giornali, destra e di sinistra, continua a finanziare una guerra che sembra essere perpetua, ma che in realtà sta minando sempre di più le nostre casse. Un'altra notte di raid dei droni, è stata un'altra notte di allarmi, di esplosioni, di rivendicazioni reciproche, di abbattimenti di droni, come quasi tutte quelle trascorse dall'inizio del conflitto nel febbraio del 2022. I russi nella notte tra giovedì e ieri hanno attaccato l'Ucraina con 55 droni, 46 dei quali sono stati neutralizzati, informa l'aeronautica militare ucraina, mentre Mosca afferma di aver intercettato e distrutto 54 droni ucraini. Una vittima ucraina si è registrata in un villaggio della regione di Kupian, quindi diciamo, purtroppo è morta una persona, ma in Ucraina sarebbe potuta andare peggio. Non abbiamo dati, sembra, per quanto riguarda invece la Russia. E qui Avvenire parla anche della guerra e della fame nel cuore di Gaza. I tank avanzano, l'ONU è carestia, con tra l'altro tutti i dati in evidenza. 132.000 sono i bambini sotto i 5 anni che rischiano purtroppo la malnutrizione. 2 le persone che sono morte per malnutrizione a Gaza nelle ultime 24 ore, lo ha riferito il Ministero della Salute alla Striscia, gestito dai funzionari di Hamas, quindi bisogna vedere anche quanto sia credibile come fonte primaria. 23 i premi Nobel che hanno firmato l'appello al governo israeliano perché ponga fine a qualsiasi politica che intensifichi la carestia diffusa a Gaza, con anche la voce della disperazione della città assediata, l'incubo di Sara, vivo tra morti e rovine, aspetto solo il mio turno. Quindi un racconto struggente di quello che è un conflitto veramente che non lascia alcuno spazio per alla fine la vita delle persone comuni che troveranno totalmente distrutta, sia ora ma anche dopo la guerra, perché la ricostruzione di certo non sarà semplice. Tempo libero, dopo le minacce anarchiche arriva l'ondata di solidarietà. Non fermatevi, andate avanti. Quindi questo è un altro articolo all'interno del giornale che abbiamo letto prima anche in prima pagina, con le minacce anarchiche nei confronti proprio del direttore, purtroppo, del Tempo. La vicinanza di Conte, ci attaccate, ma no a ogni tipo di violenza. Il silenzio invece dei veramente buonissimi Elish Line e AVS. Quindi parliamo di Elish Line e AVS che parlano sempre di diritti umani, di diritti sociali, ma quando si tocca la parte avversa ritirano la mano. Bravissimi ovviamente. La Verità invece all'interno parla di quello che sta avvenendo con la Commissione per quanto riguarda i vaccini. La Lega contro l'obbligo di siero, Rampelli di Fratelli d'Italia agita il partito, il ministro non si tocca, perché vi erano anche discussioni o almeno voci, dicerie per quanto riguarda il ministro della salute. Dal Carroccio Borghi chiarisce: avversari da sempre della legge Lorenzin. Salvini rilancia, mentre Forza Italia fa muro per Fratelli d'Italia, però il tema non è nel programma. A richiamare l'attenzione dei giornali della politica è stato il fatto che anche il vice premier Matteo Salvini vorrebbe che venisse riportata in campo la possibilità di abolire l'obbligo vaccinale, che va ricordato nella maggior parte dei paesi europei non esiste. Eppure nel nostro paese discutere di questa opzione, dai tratti chiaramente liberali, sembra impossibile. E per assurdo è proprio uno dei partiti più liberali della storia della Repubblica,
Forza Italia a opporsi con decisione. Per Maurizio Gasparri, capo dei senatori azzurri, i vaccini sono essenziali per la tutela della salute pubblica e la scienza deve essere ascoltata e rispettata. Quindi possiamo dire un Gasparri in questo caso vicino a idee per quanto riguarda un totalitarismo scientifico, possiamo dirla in maniera simpatica, e poi sottolinea senza alcuna polemica: non riteniamo che si debbano attenuare i presidi che già predisposti, compresi quelli basati sulla vaccinazione a tutela della salute pubblica. Forza Italia intende mantenere un approccio fondato sulla prevenzione e sulla protezione collettiva, sostenendo il ruolo centrale della scienza nelle decisioni sanitarie. Vi è anche da pensare quale scienza è tenuta in considerazione da Gasparri e da Forza Italia, perché anche quello è un'importante domanda fondamentale. Vi è anche un'intervista a Maria Rita Gismondo, la virologa consulente di Mister Salute. Non posso credere che sul comitato abbia ceduto al pressing dei fanatici ed è grave che la promessa della commissione sugli effetti avversi è svanita nel nulla. Dal Nitag ai danni delle iniezioni a Schillaci è mancato il coraggio. Anche su questo bisognerà parlarne, e anche con molta attenzione, anche perché è un tema ovviamente caro a tutti noi, la nostra salute e come lo Stato può aiutarci. Invece il giornale Libero, che in prima pagina parlava appunto del Leoncavallo e anche del fatto che non vi erano case per le famiglie, ma si è pensato allo sfratto di un centro sociale, ma alla fine si pensa più al fatto che sia un centro sociale, non la proprietà privata di un'associazione, di una persona. E quindi parliamo anche di un pensiero veramente molto, molto contorto della sinistra e di chi parteggia per quel centro sociale. Ovviamente un libro che ne parla poi nelle prime pagine, dopo la prima pagina, a pagina 2, pagina 3, in migliaia senza casa per i cantieri bloccati, e Sala ne dà una a Leoncavallo, la giunta PD pronta a trovare una nuova sede agli autonomi sgomberati, le famiglie sospese, i lavori sono fermi, dovevamo occupare pure noi. Questo ovviamente si chiedono i cittadini per bene, perché il sindaco si adopera per un centro sociale per persone che eseguono atti illegali solo per vicinanza politica, e invece per le famiglie che devono avere una stabilità per poter anche riprendersi nel caso siano nelle case popolari e siano in difficoltà economica, perché invece non aiutano le famiglie comuni. Compagni Frignoni, questo invece è il pezzo di Daniele Capezzone, perché è un problema pagare l'affitto. Ora per la sinistra anche la pigione fascista e i partigiani strillano a reti unificate. Quindi parliamo di un libro molto, molto dentro questa polemica, anche a quante vedove del centro sociale, lo sgombero atto di regime. Di persone che addirittura invocano la dittatura, quando in realtà è la sinistra. In quest'ultimo articolo che vi leggo prima della chiusura, gli anarchici minacciano il libero e il tempo, e quindi in realtà è la sinistra che non è oppressa, ma non si fa problemi a minacciare organi di informazione, con il sostegno, per fortuna, di tutto l'arco parlamentare, e anche un pensiero a quello che potrebbe avvenire a CasaPound. Censimento delle presenze a Spintam e CasaPound, governo al lavoro per liberare gli immobili di Roma. Giulis, l'estrema destra, si allinea alla legalità, no allo sgombero. Quindi alla fine parliamo del nulla per quanto riguarda
le parole del ministro e Casa Pound, nel senso che ovviamente nel caso di illegalità saranno sgomberati, altrimenti potranno proseguire. E con quest'ultima notizia la rassegna stampa di Radio Libertà e del sottoscritto Matteo De Sio termina qui. Grazie per l'ascolto, vi aspetto il prossimo sabato per un'altra rassegna stampa sempre viva. Grazie per l'attenzione, vi auguro un buon weekend e una buona giornata a tutti. Avete ascoltato